Buonasera a tutti, benvenuti sul nostro canale YouTube. Siamo in diretta da Colceresa, comune che contiene Mason Vicentino, la squadra che affrontiamo questa sera. È iniziata da 1 minuto e 20 la seconda gara di campionato dei nostri leoni della Leonicena Calcio a 5. Abbiamo avuto qualche piccolissimo problema con la diretta e abbiamo subito caricato un altro link che adesso andremo a condividere anche su tutti i nostri social. Stiamo appunto provando a darvi un servizio migliore e ci vuole un po' di pazienza. Qui maglia numero 10 per Alex Della Monica questa sera. Leoni che partono in maglia nera dalla destra alla sinistra dei vostri schermi social, completo azzurrino per il Futsal Mason. Stiamo per comptare anche la nostra condivisione dal punto di vista social in modo che tutti possano vederci. Eccoci qui, buonasera a tutti nuovamente, 2 minuti 40 sul nostro cronometro, sul nostro canale YouTube di Leonicena Calcio a 5. Chi vi parla è il solito Giulione, in cabina di regia Alexis Girardi. Stasera ha dovuto mettere un po' da parte il suo amato Speedway per seguirci in questo comune pedemontano che è Colceresa. La squadra si chiama Mason Vicentino. Avversario molto ostico che ha schiantato 4-3 nella prima gara di campionato il Cresole. Ospiti di questa sera sono i nostri leoni della Leonicena Calcio 5, completo Total Black e completo del portiere, sempre lungo dal primo minuto, anche stasera maglia Total Yellow o giallo canarino. Andiamo anche a darvi la lettura di quelle che sono le formazioni delle squadre in campo stasera. Leoni che portano in distinta i due portieri, Lungo e Consolaro. Partono dalla panchina il capitano Vanzan, Marco Bocconcello, debutto per lui la settimana scorsa con Cornedo, Domenico Nocera, Claudio Todesco, Manuel Della Monica. In campo Leoni con Alberto Longo, il Coraz Corato, prima rete in campionato per lui la settimana scorsa. In campo anche con il numero 10 stasera, se l'è meritata la settimana scorsa, Alex Della Monica, doppietta la settimana scorsa. Posizione di laterale il nostro numero 14 Lorenzo Nocera. Centralone invece alla palla adesso ed è Dylan Benetti, autore l'anno scorso di una grandissima prestazione proprio qui a Mason Vicentino. In panchina il nostro Alessio Martinelli da Caldiero, stasera una meravigliosa tenuta grigio petrolio. Dicevamo questo Mason Vicentino in completo bellissimo azzurrino, qui palla di Alex Della Monica su Dylan, la palla viene ribattuta, andiamo un attimo in cronaca, possibilità, Corato con la palla, Corato si gira, gran botta, il portiere di serata non è Berlaffa, vedremo poi il suo nome, l'anno scorso era Berlaffa l'uomo in più di questo Mason Vicentino. Vediamo il calcio d'angolo, poi andiamo a raccontare la formazione anche di casa. Qui gran botta di Nocera, nuovo calcio d'angolo per i nostri leoni, completo Total Black questa sera come la settimana scorsa. Qui gran botta di Nocera, scheggia il palo alla sinistra del portiere locale, prima occasione, quinto minuto di gioco per questa gara. Mason che si presenta con il numero 1 Rigon, con il numero 2 Bianchi, col 3 Rigoni, col 4 Nicoli, col 5 Guidolin,
col 6 Cortese, col 7 De Boni, con l'8 Martinelli, con il 9 Zolin Stefano, con il 10 Zolin Andrea, con il numero 11 il capitano fortissimo Daniele Sellaro, il vero uomo in più, eccolo, col pallone. Daniele Sellaro, un giocatore completamente fuori categoria che anche quest'anno ha deciso di sposare la causa del presidente Guidolin. Andiamo in cronaca. Mason che gira palla sulla metà campo, in campo con Sellaro, Davis, Martinelli, Rigoni, Nicolò. Il portiere è Fabio Rigoni e possiamo dirvi quello che è l'ultimo giocatore. Vediamo. Poi vi diremo anche il quinto giocatore di questo Mason Vicentino che ha confermato praticamente tutto il blocco dello scorso anno. Il quinto giocatore è Matteo De Boni. Mason Vicentino che è da parecchio tempo che mette in campo delle formazioni di assoluto valore. Sono formazioni molto ben preparate, ben studiate. C'è anche il debutto quest'anno in panchina per Riccardo Minchio, per lui un bruttissimo infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo anche lo scorso anno. 7 sono i minuti di gioco qui a Colceresa di Mason Vicentino, sempre 0-0. Sempre 0-0. Una bella botta quella di Nocera, poi poco altro. Ci sono varie schermaglie, la partita è assolutamente intensa qui, tunnel di Alex Della Monica, Nocera, Benetti, Alex Della Monica si accentra, tiro fuori misura, Rigon controlla. Riparte il Mason dopo la palla uscita. Nocera anticipa Sellaro. Una bella squadra questo Mason Vicentino, ricordiamo 4-3 il risultato sul piccolissimo campo di Cresole. 8 i minuti sul nostro taccuino. Andiamo anche a raccontare che dopo 8 minuti e 35 secondi sono 3 i falli a 1 per i Leoni. Una partenza intensa, corretta, ma un po' scorbutica. Sono già 3 i falli. Potrebbero essere interessanti in ottica di tiro libero. Ricordiamo che quest'anno, nel caso succedesse il tiro di rigore, non viene conteggiato come fallo cumulativo, quindi si batterà a rigore semplicemente. Altre regole poi, insomma, come la maglia del portiere di movimento, non esiste più la maglia col buco, solo una maglia con il numero di colore diverso. Qui un contrasto, Alex Della Monica ha avuto la peggio, si abbraccia con Sellaro, si riparte, l'arbitro dice che si può ripartire con una palla che viene ridata dal Futsal Mason ai nostri Leoni, che ora hanno palla tra i piedi con Manuel Della Monica. Lorenzo Nocera sul lato, si accentra Alex Della Monica, gran palla alla ricerca del gemello. Rigon fa buona guardia il classe 93. Sempre palla sui piedi del Mason alla ricerca del vantaggio casalingo, ma qui c'è una possibilità per i nostri Leoni in avanti, recupera palla prima Benetti, poi Alex Della Monica, adesso palla nuovamente tra i piedi di Sellaro. Qui c'è la possibilità da parte di Martinelli, ma non ci arriva De Boni, quindi i Leoni ripartono, i ritmi che cominciano ad alzarsi in questa partita. Qui viene messo giù Cortese per il Futsal Mason, che beneficerà anche di un calcio di punizione dal centrocampo. 10° minuto di gioco, sono sempre 0-0 le due formazioni, 4 però i falli di Leonicena. Ci scusiamo ancora per il piccolo problema che ha
ci ha imposto di cambiare il link di questa diretta. Sono anche per noi le prime volte in trasferta, dove cerchiamo comunque di dare un servizio per seguire i nostri ragazzi, anche se le distanze possono farsi sentire. Grazie invece per averci seguito anche nella partita di casa, veramente tante le visualizzazioni e anche l'affetto che è arrivato in questa settimana di gioco. Ritorniamo in gara, 11 minuti, c'è il calcio di punizione sui piedi di De Bon. Cortese, Sellaro si gira, gran botta, risponde presente Alberto Longo. Nuova possibilità di attacco con la botta, Manuel Della Monica ci mette il corpo, ancora rimessa dall'altro istante, qui botta fuori misura da parte di Tommaso Cortese, quindi rimessa dalle mani del nostro numero 12 Alberto Longo. Ora Benetti apre su Lorenzo Nocera ancora su Manuel Della Monica, lascia uscire la squadra avversaria, la Leonicena, alla ricerca dell'infilata. Qui è entrato anche il nostro capitano Thomas Van Zandt con il numero 30. Benetti, Manuel Della Monica, Della, non c'è apertura su Della, ma De Boni ci mette il piedone, rimessa laterale, Leonicena. Gran palla qui, salva tutto Tommaso Cortese. Bella cornice di pubblico anche qui a Colceresa, dove la squadra viene seguita assiduamente dai locali. Della ancora insiste su Nocera, palla tra i piedi. Qui Benetti, gran botta, si salva Rigon sul raso terra. Piedone destro e rimessa laterale Leonicena. Della Noce, carica il destro, la botta di poco fuori, Rigon fa buona guardia. Rimessa per il portiere in maglia rossa. Parte il Mason. Sellaro, poi Nocera, ora Della, qui Tox, gran botta, Rigon in due tempi. Schermaglie al 14° minuto, verrà anche poi recuperato finora un time out richiesto da Mister Minchio. Cortese, viene recuperata la palla da Manuel Della Monica. Della apre su Nocera sul lato, c'è la palla su Van Zandt, viene anticipato, ora Della Monica. Benetti prova a calciare, Cortese si gira, prende il piede. Benetti, Nocera, possibilità, qui gran botta, di nuovo Rigon, qui in avanti ancora i Leoni, ma la rimessa è per il numero 6, Cortese. Siamo alla sinistra dei vostri teleschermi, 14:39 in questo primo tempo della seconda giornata di andata. Serie di Girone A, campionato interprovinciale, si va in provincia di Vicenza, si va in provincia di Verona. Manuel Della Monica, Benetti, Nocera, Van Zandt viene attaccato da Martinelli, ora Della. Van Zandt apre su Benetti, alzano la temperatura i Leoni, palla centrale in due tempi, ancora Rigon, qui gran palla su Sellaro che mette giù il pallone, qui non c'è nulla, il contrasto c'è ma non è falloso per l'ufficiale di gara, tenuta giallo evidenziatore per il fischietto di questa sera, è solo rimessa laterale per il Futsal Mason. Qui palla a circumnavigare la difesa dei Leoni, Sellaro si gira e al minuto 15:42 passa in vantaggio il Mason Vicentino, veramente immarcabile il numero 11 della squadra di casa.
riceve palla, si gira, incrocio dei pali, gran botta, 1-0 Mason Vicentino al 16° minuto di gioco. Ripartono subito i Leoni con l'entrata anche di Todesco. Todesco, gioco di prestigio, palla su Della Monica, viene anticipato il Leone Black. Qui nuovo rimpallo su Van Zan, trasferta molto ostica quella di questa sera a Colceresa, lo sapevamo, trasferta da vivere con intensità, la partita è sicuramente apertissima. Metà di questo primo tempo, Todesco, Della Monica, apertura su Benetti, apertura su Todesco, Todesco in mezzo, gioco di prestigio su Della Monica, Van Zan, Della Monica di nuovo, Todesco sul lato, si accentra, viene poi recuperato, riparte quindi il Mason con tutta la calma, Cortese, Sellaro, sul velluto il Mason, recupera palla Van Zan, Benetti viene bloccato da Cortese, Benetti, rimessa laterale, Leonicena, alza Della, Todesco, ultimo uomo su Van Zan si gira, Rigon risponde presente, comincia il contropiede del Mason, si riparte con Cortese e Sellaro, qui viene contrastato Cortese di mestiere, l'esperto Todesco, non c'era assolutamente fallo, sentito tirare Cortese si è lasciato andare, non ci è cascato l'arbitro di questa sera. Leoni in avanti, Della di nuovo, viene messo giù, c'è il contrasto, il rimpallo, regala il pallone a Van Zan che però esce col pallone al campo sopra la traversa. Van Zan chiama palla per il calcio d'angolo guadagnato, 18° minuto di gioco in questo primo tempo. Vediamo cosa succede, qui non c'era, gran botta, qualche centimetro sopra la traversa, difesa da Rigon, questa sera completo rosso per il classe 93 del Mason Vicentino, sempre 1-0 qui a Colceresa, rimessa laterale guadagnata da Van Zan in fase di pressione, non c'era, gioca palla, centrale, Todesco, gioco di prestigio, palla che viene però recuperata da Della Monica, dopo rimpallo, attenta alla formazione di Mister Minchio, alla ricerca del mantenimento del vantaggio, quindi non c'era, viene rimpallato, ci avviciniamo alla porta difesa da Fabio Rigon, Todesco, non c'era di nuovo, palla sui piedi di Longo, Della Monica, siamo 19 minuti di gioco, Todesco gioca su Della Monica, viene anticipato, poi seguito Guidolin, la palla però finisce fuori, sarà nuovamente rimessa laterale, Leonicena alla caccia del pareggio, non c'era, si allunga, palla su Van Zan, Della Monica, gran palla, la palla viene rimessa poi troppo indietro, Todesco non ci arriva, bella la giocata della formazione di Mister Martinelli, tutto bene per il Mason con un meritato vantaggio con Daniele Sellaro, onnipresente nelle azioni della squadra di casa, qui gran palla al bacio per il numero 9 Stefano Dolin, esce però la conclusione del bianco-azzurro, non c'era, palla di Nocera, Manuel Della Monica, Claudio Todesco, Manuel Della Monica, Nocera, palla perfetta alla ricerca di Todesco che però non ci arriva, quindi si riparte con una rimessa da parte di Rigon, entra 20° minuto anche Marco Bocconcello, new entry nella nostra formazione, qualche scampolo di gara con il Cornedo e ancora la fiducia di Mister Martinelli che lo butta nella mischia. 1-0 a favore del Mason Vicentino. Manuel Della Monica, non c'era, Manuel Della Monica
muovono la palla i Black Lions, qui tedesco, palla in mezzo, Manuel Della Monica, non c'era, Marco Bocconcello ha la possibilità, gran botta, la palla esce di pochissimo, prima conclusione del numero 11, 21esimo minuto, sempre 1-0 a favore del Mason Vicentino, finora impeccabile, grande rete di Daniele Sellaro. Qui gran palla viene recuperata, non c'era, si allunga, ed eccola la rete del pareggio di Lorenzo, non c'era, il nostro numero 14 si incunea sulla sinistra e regala al 21esimo minuto di gioco il pareggio ai nostri leoni, una bella azione personale del numero 14. Ripartono i leoni, siamo 1-1. Tutto riaperto, occhio però ai 4 falli. Qui in avanti ancora il Mason alla ricerca del nuovo vantaggio. 1-1, rete anche per Nocera che pareggia i conti. Palla delicata alle spalle di Rigon, si riapre questa gara. Intanto nuovo time out, questa volta sponda leonicena, questa volta richiesto da Martinelli. Minuto di riposo anche per noi, il nostro Alexis sta guardando quelli che sono i risultati del suo amato Speedway. Per noi la possibilità di aggiornare anche la grafica sui social. 1-1 qui a Colceresa. In rete il signor Daniele Sellaro, numero 11. Risponde allo scoccare del quasi 21esimo Lorenzo Nocera con il numero 14. Fischio per l'arbitro di questa sera. Pronti a ripartire, la rimessa sarà per la leonicena. Ripartono i leoni, 24esimo minuto, 2 saranno da recuperare. Leoni che girano il pallone. In avanti, palla però esce e sarà rimessa in favore della squadra allenata da Mister Martinelli. In possesso del pallone è entrato anche Alex Della Monica, il fratello viene contrastato Manuel e recuperata la palla dal Mason Vicentino. Rigoni, in campo anche Stefano Zolin, rientrato anche Matteo De Boni. Un po' di riposo anche per numero 11 Sellaro, già pronto per rientrare. Qui Alex Della Monica, disimpegno su Della, gemello, qui non c'era possibilità, viene recuperata però la palla da De Boni, già fuori però, quindi rimessa laterale per i nostri leoni, palla su Bocconcello. Alex Della Monica non c'era, apertura su Manuel Della Monica, qui Alex Della Monica copre tutto, c'è però contropiede, cercava un fallo Alex Della Monica, ha continuato il Mason Vicentino, grande risposta di Alberto Longo, possibilità di arrembaggio, siamo al 25esimo del primo tempo per il Mason sui piedi di Rigoni. Qua grande botta di Stefano Zolin, doppia botta, risponde presente Alex Della Monica, cambio, esce Bocconcello
È entrato anche il nostro Coraz con il numero 32, in rete la settimana scorsa col Futsal Cornedo. Nocera, Della Monica e Corato, i due non si capiscono, palla fuori, rimessa per il Mason, è rientrato, lo vedete qui vicino a noi con il numero 11 Sellaro. Rigoni fa girare il pallone il Mason, il 4-0 a insinuarsi nelle maglie black dei nostri leoni. Rigoni qui prova ad aprire Zolin, ma fanno buona guardia i leoni, 1-1 a Mason. Sellaro che prova a giocare il pallone sul compagno di squadra, ma la palla non arriva a Rigoni, bloccato da Alex Della Monica. Sellaro, Zolin, non si capiscono Zolin e De Boni, subito i leoni pronti a ripartire. Nocera, l'autore della rete del pareggio, Manuel Della Monica, Alex Della Monica, Manuel Della Monica nuovamente, Nocera, Corato si allunga a gran botta, la palla di poco alta sopra la testa di Fabio Rigon. Ripartono i leoni della Pedemontana, è entrato anche Tommaso Cortese, si ferma Nicolò Rigoni, Sellaro, Cortese, Sellaro nuovamente, palla che andrà alla ricerca del secondo palo, qui Nocera salva tutto, la palla devia, sbatte addosso a Alberto Longo, si salva però la formazione leonicena con questa premiata ditta. Cortese si incarica di battere il calcio d'angolo, all'arrembaggio la formazione di Minchio, qui palla sul primo palo di Cortese, esce però, recupera palla Longo, si riparte dai piedi di Lorenzo Nocera. Sempre lo spazio, qui prova a sorprendere Rigon, che con la mano destra mette in calcio d'angolo. Bella l'idea del numero 14, qui non c'era ancora. Corato, grande conclusione a deviare, esce però. Fabio Rigon controlla, 28esimo minuto. Carichi pesanti anche per il Mason. Qui Corato a contrastare Sellaro. Eccolo il nuovo entrato su Tommaso Cortese. Qui Sellaro a cercare Martinelli, neo entrato. Siamo al 29esimo. Poi verrà chiamato recupero, sono almeno 2 minuti. Qui Nocera nuovamente, spazio, palla su Corato ultimo uomo, qui prova a calciare nuovamente, prove generali per il numero 32, in vantaggio la settimana scorsa col suo gol il Lonigo sul Cornedo. Cortese, in avanti i leoni, il Mason si rifugia, lunghi passaggi, Martinelli, Sellaro, De Boni, vengono chiamati 2 minuti giusti, non è successo nulla, solo 4 i falli, ma non è successo nulla, è giusto per recuperare. Qui ora Thomas Van Zan, la palla è troppo in avanti per il nostro capitano Van Zan, c'era tutto lo spazio. Mason che si era completamente dimenticato di Van Zan. 30esimo minuto, siamo nel primo minuto di recupero. Sellaro, attaccato da Alex Della Monica che prova a lanciare De Boni, ma la palla esce, quindi qui Van Zan riparte su Nocera. Corato, Van Zan, Corato, Alex Della Monica, rientra Nocera in posizione di centrale, qui Alex Della Monica, Nocera può allungarsi, si deve fermare Van Zan, qui nuovamente, ed eccolo, un altro gol, sempre il numero 14, si chiama Lorenzo Nocera, signori, numero 14,
siamo alla fine del primo minuto di recupero, mette la freccia la Leonicena, più giusto un pareggio per tutta onestà, ma il 2-1 premia la tenacia dei Leoni, la tenacia del nostro numero 14 che mette a segno la sua doppietta personale. 31esimo minuto. Leonicena che mette la freccia, mancano 30 secondi alla fine di questo primo tempo, una bella partita finora per le due formazioni. Possiamo anche pensare a veramente una bella schermaglia tra due guerrieri, veramente una bella partita. Qui prova sul gong Tommaso Cortese, si va negli spogliatoi con il punteggio di 2-1. Leonicena, la formazione di mister Martinelli, passa in svantaggio con una grande conclusione all'incrocio dei pali di Daniele Sellaro. Poi la squadra si ricompatta e Lorenzo Nocera con il numero 14 prende in mano le redini della gara e prima pareggia e poi mette la freccia 2-1 alla fine di questo primo tempo. Una bella gara quella di questa sera a Colceresa. Ora noi vi salutiamo, cerchiamo di andare a berci un caffè, proviamo a non perdere la connessione e ci vediamo più tardi.
Buonasera cari amici, siamo ritornati sul nostro canale YouTube. Se ci sentite battete un colpo. Vi stiamo raccontando la seconda giornata del girone di andata Serie D. Girone A. Siamo a Colceresa, intervallo della seconda giornata, questo campionato del Serie D. Leoni già in campo, rientra anche il Futsal Mason di Mister Minchio. Primi 30 minuti veramente interessanti, due squadre molto simili, due squadre molto intense, due squadre che vogliono vincere. Parte veramente forte il Mason Vicentino che scuote subito i Leoni con il vantaggio di Daniele Sellaro. Una bellissima girata. Il suo avversario non lo tiene e si va all'incrocio dei pali. Poi sale la Leonicena, risponde presente Lorenzo Nocera con una bellissima doppietta. Parte il secondo tempo, secondi 30 minuti. Leoni in campo con Benetti, nuovamente Nocera, Alex Della Monica e Corato. Qui Alex Della Monica, l'autore della doppietta della prima di campionato, risponde il Mason Vicentino, in porta sempre Rigon, poi Sellaro, Guidolin, Sellaro che recupera la palla, succede di tutto, c'è una possibilità per Sellaro di raddoppiare e pareggiare, ma la palla esce dopo aver sbattuto addosso a Corato. Vi stavamo raccontando i giocatori del Mason, De Boni, Zolin, Guidolin e Sellaro, in porta Rigon, maglia rossa per l'estremo difensore di casa. Il punteggio lo vedete, 2-1. Primo minuto di gioco andato di questo secondo tempo. Una partita veramente equilibrata, molto bella, anche molto corretta finora, nonostante il bilancio di 4 falli a 1 a sfavore dei nostri Leoni. Qui possibilità di andare dentro di De Boni su Guidolin, De Boni di nuovo, però i Leoni si salvano. Qui Nocera, gran botta a scaraventare il pallone fuori dalla propria area di rigore. Riparte il Mason Vicentino, Stefano Zolin riceve palla, De Boni, poi Guidolin, Sellaro. Qui contrasto cortese, Sellaro, alla meglio il capitano del Futsal Mason. Giro palla molto interessante quello del Mason, bei passaggi, uno però esce e la rimessa è sui piedi dei nostri Leoni in formato trasferta. Anche questa sera maglia black, targata Loro Luce Gas. Qui è entrato anche Benetti che scaraventa il pallone su Guidolin e guadagna una rimessa laterale. Possibilità direttamente sul portiere, Rigon fa buona guardia, ora Nocera che proverà a tirare, invece se ne va. Viene contatto da Sellaro, la palla esce, contrasto con Guidolin, riparte il Futsal Mason. De Boni alla ricerca di Sellaro, contrastato da Benetti che stavolta alla meglio chiude le gambe il numero 8 centrale di difesa. Sempre avanti il Mason alla ricerca del pareggio, ingaggiati vari duelli, questa sera qui si gira di nuovo Sellaro e guadagna la rete del pareggio, il numero 11 di casa, immarcabile, trova il pareggio al minuto 3, il Mason che si scuote, cercato, voluto, primi 3 minuti di qualità della formazione di casa è sempre lui, Daniele Sellaro. Benetti lo aveva bloccato la prima volta, la seconda non c'è stato niente da fare, qui ora non c'è. Anche lui, autore di una doppietta, quella che tiene in carreggiata il giocatore in maglia nera. 3:40 sul nostro
orologio di diretta copre la Leonicena, aumenta il Mason, Sellaro, Guidolin, Sellaro, De Boni, Sellaro nuovamente, gira palla il Mason, Zolin, De Boni, Guidolin, Benetti si fa avanti, però la rimessa è sempre per la squadra di casa. Zolin, Sellaro, Zolin va alla ricerca di Guidolin, palla che esce, si scalda il pubblico di casa. Nocera sul lato, apre su Corato, qui grande palla su Benetti, poi c'è un contrasto, Sellaro e Nocera. Viene fischiato un fallo, sguardo pericoloso di Sellaro su Nocera, i due si danno un 5. Primo fallo del secondo tempo è della Leonicena. De Boni, Guidolin, Sellaro nuovamente, palle che passano tutte tra i suoi piedi. Zolin, De Boni, Zolin allunga, qui botta, palla esce, c'è calcio d'angolo, De Boni chiama lo schema, possibilità per mettere la freccia e sorpassarne il risultato i nostri leoni, il Mason. Calcio d'angolo, palla che viene recuperata da Nocera, Nocera al pallone, sul lato, mette in mezzo, viene recuperato da Alex Della Monica viene messo giù, non c'è il fallo, poi ci pensa Corato che lo mette giù, il numero 7. L'arbitro dà un pari e patta, era fallo prima, era fallo anche dopo, e per il direttore di casa, per il direttore di gara, il fallo non c'è per nessuno. Qui botta dalla distanza di Nocera a sorprendere Rigon, ci è riuscito 2 volte finora, 2 le reti messe a segno dal numero 14. È entrato anche Cortese, ci riposa Guidolin, Cortese, posizione centrale, Sellaro, è entrato anche Todesco, qui palla di Benetti, Nocera, 2-2 il punteggio. Alex Della Monica su Nocera, se ne va Della Monica, palla su Benetti a cercare Alex Della Monica, qui Cortese, qui intervento duro ma non falloso da parte di Benetti, considerando anche il metro, qui palla sul palo distante di Alex Memole Della Monica, l'autore della doppietta della scorsa settimana, non trova la via della rete. Possibilità di gioco invece per il Mason, Cortese, Sellaro recupera palla, Nocera alla ricerca di Della Monica, qui palla viene recuperata da Tommaso Cortese, calcio d'angolo per i nostri leoni. Possibilità quindi Benetti, Claudio Todesco, la classe del numero 7 Leonicena, Lorenzo Nocera. Qui nuovamente a sorprendere Rigon, Nocera la vede all'ultimo, il numero 1, la squadra di casa si salva in calcio d'angolo. Preme la Leonicena dopo il pareggio meritato del Futsal Mason. Qui si gira Todesco tutto solo, la palla gli rimbalza sul piede. Riparte quindi il Futsal Mason. Cortese, De Boni, Zolin si affida agli usati sicuri, Mister Minchio, alla ricerca della terza rete, che vorrebbe dire vantaggio Futsal Mason. Ha risposto Mister Martinelli, inserendo Manuel Della Monica. Qui riceve palla Alex Della Monica, il remake di una gol della scorsa stagione. Qui ancora Alex Della Monica viene recuperato Manuel da Sellaro, aspettava che la palla scendesse, occasione Leonicena, in avanti la formazione di Mister Martinelli, c'è possibilità, qui Claudio Todesco calcia, Claudio Todesco nuovamente alla ricerca dello spazio, viene toccato e messo giù Manuel Della Monica, posizione centrale, viene bloccato, viene fischiato il fallo a favore, viene fischiata una trattenuta dall'arbitro. Sapete benissimo che
noi non siamo in grado di fare polemica, ma il fallo era... c'era tutto prima della trattenuta. Terzo fallo, anzi secondo fallo. Salgono i falli a sistemare il conteggio reale. È solo uno il fallo della Leonicena. Avevo contato 2, 9 minuti. Riparte quindi il Futsal Mason, siamo 2-2. Grossa possibilità per i Leoni, si salva il Mason che riparte. Manuel Della Monica, possibilità, viene messo giù la palla. Ora è entrato anche Vanzan, palla su Benetti, possibilità per i Black. Alex Della Monica, Tommaso Vanzan, qui palla su Benetti, recupera palla, gran botta di Alex Della Monica, si immola Rigon, rimessa, possibilità. Toccata la palla del difensore biancazzurro, riparte Fabio Rigon. Rigoni, Nicolò, Zolin, Tommaso Cortese, la palla esce e la rimessa è per Benetti. Vanzan, bella la partita, si è infiammata, siamo 2-2, una bella gara tra queste due formazioni. Qui salva tutto Stefano Zolin, c'era arrivato vicino Manuel Della Monica. 10 i minuti di gioco, Leonicena in avanti, Benetti qui porta fuori misura alla sinistra di Fabio Rigon che attende la palla per ripartire. Nuovo cambio, è entrato il veterano Andrea Bianchi. La scorsa stagione una gran gara per il numero 2 del Futsal Mason. Qui salva tutto Nicolò Rigoni, non si fida, era minaccioso Vanzan. Manuel Della Monica, Alex Della Monica, qui calcia, salva tutto Fabio Rigon. Leoni in avanti, soffre con ordine il Futsal Mason in questa rincorsa tra le due squadre. Qui Vanzan troppo forte sul lato per Alex Della Monica, riparte quindi Nicolò Rigoni. Siamo all'11° minuto di gioco, un solo fallo è quello dei Leoni. Qui nuovamente in rimessa laterale Nicolò Rigoni, Mason che non trova lo spazio per uscire, decide di non rischiare, Leoni in avanti. Qui però c'è possibilità, Vanzan, Sellaro e salva tutto Alberto Longo, grande possibilità per Sellaro, il numero 11, immarcabile, vicino alla terza rete, doppietta per lui. Qui palla leggiadra di Andrea Bianchi, guadagna dovrebbe essere una rimessa vicino al calcio d'angolo, o propriamente sì, una rimessa vicino al un calcio d'angolo vero e proprio, possibilità su Sellaro, ma riceve palla Alberto Longo. Leoni che ripartono col capitano Vanzan. Gioco palla su Dylan Benetti col numero 8, si accentra Alex Della Monica e la palla probabilmente era entrata, non riusciamo a vedere. Qui conclusione di Alex Della Monica, vediamo il corto to corto e c'è la rete del vantaggio. 12° minuto di gioco, proviamo a raccontarvelo, un gol praticamente fatto dei nostri Leoni, la palla viene recuperata, non possiamo sapere se dentro o fuori la porta, la velocità di Rigon viene rilanciata e gran botta del Futsal Mason a cercare le spalle di Alberto Longo e terza rete, quella del vantaggio per il Mason, 13° minuto di gioco. Riparte il Mason 3-2. I nostri Leoni continuano la loro marcia sul pezzo, a provare adesso a rincorrere per quello che è il pareggio. Forza ragazzi. Leoni in campo con Longo, Benetti, Alex Della Monica, Manuel Della Monica e il nostro capitano Thomas Vanzan. Qui c'è un'altra possibilità, vediamo un po' cosa succede. La palla, c'è un nuovo palo ed è quello di Alex Della Monica. Leoni vicini al pareggio,
succede di tutto a Colceresa, possibilità del pareggio, prima del vantaggio e poi del pareggio da parte dei Leoni, si salva il Mason, la buona stella gira verso i pedemontani questa sera e riparte il Mason qui sul lato. Sellaro, un po' di silenzio per noi, è cortese, di esperienza, non arriva la palla, poi cerca la rimessa. Leoni che vanno alla caccia del pallone, 14esimo minuto, entra anche Claudio Todesco, si ferma Della Monica. Claudio Todesco, Benetti calcia, salva Rincon, eroi di questa serata, due importanti parate per il numero 1 del Mason che conduce per 3-2 sui nostri Leoni. Leoni tutt'altro che morti, c'è moltissimo da giocare, un metatempo completo, c'è molto da giocare e le possibilità per andare in porta ci sono. Entra anche l'autore della doppietta di serata, Lorenzo Nocera, numero 14. L'uomo in più di questi Leoni, qui Todesco, gran palla, la palla esce di poco. Leoni pronti a ripartire. Qui Nocera che seguirà Sellaro, Manuel Della Monica che seguirà Stefano Zolin, ripartono i Leoni. Nocera, Manuel Della Monica, Vanzan, qui possibilità, viene messo giù Manuel Della Monica. Todesco recupera palla, il numero 7, qui Thomas Vanzan viene contrastato, Claudio Todesco, qui la botta di Nocera, la palla esce, c'è un po' di confusione, anche qualche scambio di opinioni, come Della Monica, difficoltà, la palla sulla sua testa, in avanti i Leoni un po' frastornati anche da questo 1-2 micidiale del Mason. Sono 16 i minuti di gioco, chiamata anche la rimessa per l'uscita pressing per la formazione del Mason. Leoni pronti a seguire i propri avversari. 16esimo minuto, viene ultimata la pulizia del parquet. Riparte il Mason. Rigon, palla che viene lanciata, Della Monica lo aspetta qui, palla sul Sellaro, riceve la palla, i due a memoria, salva tutto Alberto Longo. Onestamente poteva essere una punizione un po' troppo e quindi la risposta di Thomas Vanzan, recupera palla, poi il Mason che riparte sulla rimessa. 17esimo il minuto di gioco. Rigon a cercare Manuel Della Monica e poi Longo. 17esimo minuto sul nostro cronometro, conduce il Mason qui. Todesco prova a tirare la rimessa, però è dal fondo, la palla esce. Chiamata una nuova uscita pressing per il Mason, qui fa tutto Nocera, viene recuperata la palla da Sellaro, gran botta, la palla esce e sarà calcio d'angolo per la squadra di casa. 3-2 Mason, 17esimo e 51 sul nostro cronometro. Qui viene lasciato libero colpevolmente Alberto Guidolin che recupera un altro calcio d'angolo. Momento importante della serata, qui Longo che lancia palla sul Todesco, c'è un contrasto con il portiere in uscita, Todesco non poteva certo vederlo, il contrasto non viene fischiato il secondo fallo, ma onestamente siamo stati tutti un po' portieri, un bel fallo assolutamente guadagnato dal Mason che blocca un po' l'avanzata della Leonicena. Mason in avanti, qui Vanzan, grande botta fuori, recupera
palla Nocera e ripartono i Leoni, 18° minuto di gioco. Todesco cerca Manuel Della Monica, non si comprende con Van Zan, una possibilità di andare a rete un po' sfumata, riparte il Mason, 19° il minuto, qui palla, Sellaro si gira, c'è Nocera a guardarlo, marcato da 2 giocatori, il numero 11 della formazione di casa, uomo in più di questo team allenato da Minchio. Sellaro recupera palla, si gira, qui c'è Nocera, nuovamente Sellaro e poi Nocera gettata alle ortiche, la conclusione di De Boni, Leoni che devono mantenere la calma in questo arrembaggio per allungare da parte del Mason dopo essersi trovati in vantaggio. Qui gran botta di Sellaro, sbaglia tutto Guidolin, ripartono i Leoni, palla in campo, c'è possibilità. Oh, c'è un fallo intenzionale prima su Nocera, poi su Van Zan. Ecco, assolutamente, purtroppo ci sono dei falli, un punto di reazione, non ci piace vederli, viene regalato un cartellino giallo ad entrambi, ma probabilmente andava fermato prima il gioco, ma va bene così, insomma. Fallo primo per il Mason vicentino, è successo un po' di tutto, una piccola bagarre qui al 20° minuto. C'è stato un contrasto su Guidolin non fischiato, Guidolin è andato alla ricerca di farsi giustizia da solo, poi insomma è successo un po' di tutto, l'arbitro ha preferito calmare subito gli animi di una partita peraltro assolutamente corretta, bei gol, grandi gol. Ora c'è la possibilità di poter andare al pareggio per la Leonicena. Qui Van Zan, vediamo cosa succede. Qui Manuel Della Monica, palla sull'esterno della rete. Questo primo fallo mal sfruttato dalla Leonicena. 21° minuto. È una situazione di totale pressing da parte dei nostri Leoni che cercano di cogliere in fallo la fase di impostazione del futsal Mason. Manuel Della Monica, che viene recuperata palla Sellaro che si carica la squadra in campo, c'è un fallo che viene fischiato, poteva esserci probabilmente il secondo giallo per Nocera, per l'arbitro, ci dicono dalla regia è stato messo giù Van Zan, terzo fallo Leonicena, quindi non era Nocera, c'erano probabilmente gli estremi per il cartellino. D'altra parte un giocatore lanciato così a rete, c'è veramente poco che si può fare se non cercare di deviarlo verso altri lidi. Certe volte le maniere sono più leggere, certe volte sono meno leggere. Guadagna un fallo prezioso il Mason, siamo sui 10 metri difesi da Longo che ha già messo la sua barriera, mancano 8 minuti alla fine di questa gara, non è stato fischiato nulla a livello di time out, manca circa 7 minuti e 30 alla fine di questa gara, conduce il Mason, era passato in vantaggio, poi in svantaggio e poi dopo il pareggio terza rete che porta in avanti la formazione di casa. Qui Cortese con la sua esperienza alla ricerca della quarta rete, palla che colpisce sulla testa Manuel Della Monica che salva i suoi, la palla sbatte sull'incrocio dei pali e finisce in rimessa laterale. Grande conclusione di Tommaso Cortese, Manuel Della Monica ci mette la testa. 23° minuto di gioco, sempre avanti i Leoni, ma sempre avanti anche il Mason, Maidomo alla ricerca di un'altra rete, ben sapendo quello che è il valore della squadra di Mister Martinelli. Lorenzo Nocera, qui c'è un errore da parte di Nocera, si fa in avanti Sellaro, è stata grande anche la risposta di Alberto Longo. Qui Manuel Della Monica, c'è Sellaro che lo marca, palla che viene alzata, qui grande botta da parte di Stefano Zolin, si è lasciato ingolosire sui 9 metri, palla che esce, ripartono i Leoni, finale di gara veramente interessante da vedere, cari telespettatori.
Manuel Della Monica, Alex Della Monica, che cerca Manuel Della Monica e poi Todesco. I due non si capiscono. Viene fischiato un time out per il Futsal Masonna. XXIV minuto di gioco. Scampoli di questa partita veramente intensa, siamo alla seconda giornata, ogni partita vale probabilmente più di 3 punti, sono tutte partite assolutamente giocate sul filo dei dettagli, un bellissimo campionato quello del girone A di Serie D, veramente intenso, veramente con molte pretendenti al titolo, ma ogni partita non è da sottovalutare. Leoni già pronti ad entrare in campo alla ricerca di un pareggio che per certi versi sarebbe anche del tutto meritato. Il Mason però vuole vincere anche in casa dopo aver vinto a Cresole la settimana scorsa. Leoni che invece in casa hanno vinto e vorrebbero perlomeno non perdere sul difficile e ostico campo pedemontano. Manuel Della Monica viene tenuto qui Todesco, palla che viene calciata via dalla retroguardia del Mason. Sono 25 minuti. Manuel Della Monica, Nocera, Claudio Todesco, Nocera, Alex Della Monica, Manuel Della Monica che viene messo giù, non c'è nulla per l'arbitro, si riparte con una rimessa da parte del Mason, palla sul Sellaro, qui ha tutta la possibilità, si salva, viene fischiato fallo sul portiere, ovviamente le ha provate tutte Sellaro alla ricerca della quarta rete, si deve ribattere. 26esimo minuto sul nostro campo, viene chiamato il quinto uomo da parte della Leonicena, prova il tutto per tutto con la superiorità numerica la formazione di mister Martinelli. Alex Della Monica, Nocera sulla posizione centrale, Alberto Longo, Nocera si prepara a girare palla, la formazione di Martinelli, qui Todesco, gran palla viene calciata, la rete del 4-2 direttamente dalla sua area di Fabio Rigon. Errore in fase di impostazione della Leonicena e Rigon sembra mettere il segno punto su questa gara. 4-2. Leoni che ripartono, il portiere di movimento non viene rigiocato, qui Todesco che viene bloccato. Riparte quindi il Mason, Manuel Della Monica, si fa sotto di nuovo i Leoni, c'è ancora possibilità, qui salva tutto Zolin. E Nocera che combatte con Sellaro. 4-2, siamo a 2,45 più recupero dalla fine del tempo. C'è ancora da giocare, Leoni che ci riprovano. Qui Manuel Della Monica viene messo giù, fischiato il terzo fallo per la Leonicena, messo giù totalmente il giocatore col numero 24. Onestamente è difficile non dare un fallo di questo tipo. Le gioca però tutte il Mason anche sulle ali dell'esperienza, manca veramente poco, il tempo passa veloce, inesorabile, ci vuole veramente qualche minuto per sistemare il tutto, quindi il tempo potrebbe passare velocemente. 28esimo minuto più recupero, sistema tutto l'arbitro, vediamo un po' sul pallone. Alex Della Monica, anche Nocera probabilmente proveranno a calciare, qui Nocera probabilmente proverà a calciare con la botta, salva tutto, ritorna e poi anche Sellaro. Sono 28 minuti, 4-2 Mason, Leoni che provano il tutto per tutto. Palla, Sellaro recupera, Nocera lo prende, qui in avanti nuovamente botta di Matteo De Boni, ripartono però i Leoni, i minuti sono 28 più recupero. Nocera riparte la Leonicena, Todesco
Todesco, Alex Della Monica qui tra i piedi di Rigon che si salva. Calcio d'angolo per la squadra in maglia nera. Sarà Alex Della Monica a occuparsene. Manca un minuto più recupero alla fine di questa partita. Non c'era, proverà a calciare. No, Alex Della Monica in mezzo. Liscia il pallone, Van Zan, sfumata un'altra occasione per la formazione di mister Martinelli. 29esimo di gioco. Qui Alex Della Monica, qui eccolo! La rete che potrebbe riaprire la partita, manca un solo minuto, ma è Thomas Van Zan che porta a -1 i nostri leoni. C'è ancora 2 minuti pieni di gioco per la formazione di mister Martinelli. Partono ora quelli che sono i 2 minuti fischiati dall'arbitro. Nuovo portiere di movimento Leoni Cena, ci riprova la formazione di mister Martinelli. Alberto Longo, non c'era. Alex Della Monica, non c'era. Alex Della Monica nuovamente, non c'era. Alex Della Monica, non c'era. Apre su Alberto Longo. Claudio Todesco viene messo giù da 2 giocatori, non c'è nemmeno l'estremo per il fallo, riparte quindi il Mason. 30 secondi, rimessa laterale che viene fischiata, Cortese lancia il più lontano possibile, siamo a 30 e 41, tra poco partirà quello che è il ultimo minuto di gioco di questa gara. Portiere di movimento, sbaglia tutto Alberto Longo, manca un minuto, riparte quindi il Mason, palla che viene recuperata, qui non c'è assolutamente il fallo. Todesco viene messo giù, recupera palla, parte Todesco, qui c'è un fallo clamoroso con un giallo altrettanto clamoroso su Sellaro. Bravissimo il numero 11 del Mason, per noi interessano i 3 punti ed è anche giusto così a 40 secondi dalla fine della partita, giusto spenderlo questo giallo per poi provare a portare a casa i 3 punti. Sono 30 secondi, 4 i falli a 4, ripartono i leoni, mancano ancora 25 secondi sul cronometro, leoni che possono ancora provarci. Qui Sellaro salva tutto, ripartono, mancano ancora 20 secondi sul nostro cronometro, però la palla sarà per Rigoni che lancia lungo. C'è ancora un ultimo assalto per i leoni, provano a calciare, non lascia la possibilità di finire l'azione. Il fischietto di serata, 4-3, una bella partita giocata dalla formazione di mister Martinelli. Arriva già la prima sconfitta in questo campionato, è in trasferta contro un buon Mason che si è riscoperto non solo Sellaro dipendente, ma c'è anche qualcun altro che può assolutamente alzare il livello. Leoni che tornano a casa con 0 punti, ma anche una possibilità di crescita maggiore, e è giusto anche tributare un importante applauso alla formazione di mister Martinelli. Noi vi salutiamo, io e Alexis vi salutiamo, un saluto da Colceresa e ci vediamo la prossima settimana a Montebello Vicentino. Ci saranno anche qualche grafica in più che cercheremo di migliorare con la nostra diretta. Vi auguriamo una buona serata e è tutto da Colceresa. Vince 4-3 il Mason, leoni in gol con doppietta di Lorenzo Nocera e rete che sblocca la partita per quello che si può anche per Thomas Van Zan. Una buona serata a tutti. Grazie, anche a voi, buona serata.